E voglio, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Alan, siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi, reaction di Bologna-Napoli, partita complicata, infatti ho pronosticato un 1-1 sul mio Instagram e non può mancare, come sempre, il quadro maradoniano alle nostre spalle. Sto vedendo che le reaction vi stanno piacendo, ve ne porterò qualcuna un po' più particolare, con ospiti, e vi chiedo di lasciare tantissimi like di supporto. Abbiamo una media di 250 like, arriviamo almeno a 300, quindi sostenetemi, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così che non vi perdete nessun contenuto appena esce. Seguitemi sulle varie piattaforme, trovate il link in descrizione. E a proposito di TikTok, è uscita, come vedete qui, la mia reazione alla notizia di Jeff Bezos che compra il Napoli. Scrivimi nei commenti chi è stato per te il migliore in campo del Napoli contro il Bologna. Mo voglio, leggiamoci le formazioni e poi andiamo dentro con la partita. 15 anni, ma sei già no, anche se piccola di età. Allora giù, formazione del Napoli con Meret tra i pali che si è infortunato, Spina, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian Ruiz, Lozano, Zielinski, Elmas, Punta, Mertens. Facciamo scimità oggi, facciamo scimità. Dai, partiti. Dai Napoli, dai! Mettila buona Di Lorenzo, mettila bene in mezzo! C'è sta ring light in me! Perché a rumbetti? Non lo so. Pazienza, che pazienza. È buono, è buono! Che ti hai mangiato, Lozano? Che si è mangiato? Vai, è buono, 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 sì, è buono, sì, è buono. Tira in me. Oh, è buono! Sì! Andiamo! Proprio lui! Il Ciuchi! Lozano! A così! Andiamo! E prima si s'arrapiglia! Ma ero capigliato, Meret, meno male, meno male, meno male, meno male. Chiama fai scemo, chiama fai scemo. Chiama fa che li scimità sotto all'aria di culo. Chiama fa così, a così, a così, a così, che li tocchetti a scemo. Tira buono! Traverso, lo sapevo. Ma perché viviamo solo traverso? Perché viviamo solo paletto traverso? Ma poi questo come l'ha dipinta? Giotto, Fabian Giottiz. Fine primo tempo Vaiù, 1-0 Napoli, gol di Lozano. Ci sta perché abbiamo attaccato solo noi. C'è stata qualche occasione per il Bologna, però più Napoli, come è giusto che sia. Vediamo nel secondo tempo. Dai! Ma come si può fare? Ma ci ho perso il secondo gol. Ma ci ho perso il secondo gol in diretta. Sono andato un attimo giù in garage a fare un servizio. Chi si manco un tempo mi fa scendere a bascia. Lozano sta con me, un pazzo stasera. Ma va bene così, va bene così. Ma l'ha già visto e va bene così. Maronna Zielinski. Ma no, è buono, è rigore, è rigore, ma è rigore, ma è rigore. E chi si sveneva? Cioè, Fabian Ruiz è svenuto, è svenuto, è svenuto, è svenuto. Dai, tiri Delmas. Oh, è ancora no, è buono, è buono, era buono. Torno guaglione malamente. Dai. Maronna come si beve. Guaglione malamente. No, mamma mia che si è mangiato, meno male. Guardate per banana. Non ci credo, Simen. Non ci credo per quanto. Paro per quanto, Simen. Guarda là, guaglio. Ha paura. Ma stiamo già accorto che ho passato punizione. Maronna che palla che ha pigliato. Maronna che palla che ha pigliato. Potrei svenire, si segna Mario sulla punizione. Guaglio, si segna che la punizione mi fai svenire in terra. Molto in terra. Maronna. Non ci credo. Non ci credo, voglio lo Spezia ha battuto il Milan. Ma no, 2-1, lo Spezia. Ha vinto a Bologna. 3 punti fondamentali, voglio. Non ci posso credere. 3 punti fondamentali per il Napoli in chiave Champions. Un super Lozano la decide. Ma lo Spezia il colpaccio a Milano, non mi aspettavo. Maron. Adesso subito testa la Salernitana e fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piacerebbe una reaction allo stadio. Forza Napoli sempre, voglio. Dai.